Siamo pronti? 1, 2, 3. Si è conclusa la 30ª edizione di Friuli Doc, accompagnata da un meteo sicuramente particolare che ha visto il cielo di Udine passare dalla fortissima pioggia di giovedì al sole di domenica, anche se sempre con temperature piuttosto rigide. Manifestazione bagnata, manifestazione fortunata. Lo aveva detto il sindaco Tetoni proprio subito dopo la bella cerimonia di presentazione con lo sfoggio di tante eccellenze rosa dalla regione sotto la loggia del Lionello per tagliare il nastro di un'edizione così importante, da quando con il compianto Enzo Barazza si era andati a iniziare una kermesse enogastronomica ormai parte integrante dello stesso capoluogo friulano. Dalla cerimonia inaugurale poi 120 stand sparsi per la città hanno cominciato a dispensare cibo e vino, eccellenze del territorio italiano e confinante, in una festa che ha portato tantissimi visitatori e un abbondante ritorno economico anche alle attività commerciali del centro e non solo. Nel cuore verde di Giardin Grande a Piazza Primo Maggio invece si è celebrato lo sport con il villaggio dedicato che ha visto la presenza di tutte le principali realtà del territorio e campetti in cui i giovani hanno giocato tutti gli sport possibili e immaginabili, con presenza immancabile anche dell'Udinese Calcio. Il Friuli Doc rappresenta quello che è l'eccellenza di questo territorio, unirlo a un'altra cosa che è eccellente in questo territorio che è lo sport, che è l'Udinese, è sempre un ottimo connubio. E tra stinco, frico, gnocchi, cervo, affettati, formaggi, anche pietanze vegane, vegetariane, per celiaci. Come non mai Friuli Doc è stato per tutti, il tutto rigorosamente innaffiato dai migliori vini della regione, che sono davvero tantissimi e immancabili. Oltre ai grandi eventi che hanno scandito la 4 giorni di Friuli Doc con note ed emozioni imperdibili, chiuse dall'esibizione in Piazza della Libertà di Alex Britti per archiviare nel migliore dei modi, con uno dei più famosi cantautori italiani, la festa per il 30° anno di Friuli Doc.